Rieccoci allo scrigno del calcio, bentornati ogni giorno alle 13. Io vi racconto una storia di calcio e oggi vi racconto una storia che a me non era venuta in mente, ma che è venuta in mente a qualcuno di voi che me l'ha suggerita, che io puntualmente vi racconto, anche perché la conosco, ed è la storia del Boavista, squadra portoghese di Oporto, che fece un miracolo nella stagione 2000-2001. Adesso vi racconto perché si tratta di un miracolo, è un doppio miracolo, non solo per la vittoria, ma anche per quello che rappresenta in Portogallo la vittoria di una squadra diversa dalle tre grandi storiche del calcio portoghese. Il Boavista è sempre stato considerato una sorta di parente povero del Porto, ovviamente stessa città, Porto blasonatissimo, vittoria di moltissimi scudetti, coppe, vittoria anche della Coppa dei Campioni, ovviamente, quindi famoso, celebre, blasonato anche in Europa. Il Boavista piccolo, con la maglia a scacchi bianconeri, come la bandiera del traguardo dei motori, e come qualche appassionatissimo di calcio minore ricorderà l'Alzano Virescit, che giocò in Serie B nella stagione 98-99, magari un giorno parleremo anche di quello. Boavista inizia a farsi notare negli anni 80, 80 e 90, 90 anche in Europa, con qualche partecipazione alla Coppa UEFA, qualche secondo posto in campionato, ma nessuna vittoria. E questo è un po' ciò che caratterizza il campionato portoghese, che al di là di Benfica, Porto e Sporting Lisbona non ha visto nessun'altra squadra vincere il campionato se non il Belenenses nel 1946. Poi o vinceva il Porto, o vinceva il Benfica, o vinceva lo Sporting di Lisbona. Il Boavista prova a districarsi un po', a farsi largo nel campionato portoghese, ma tutto resta molto complicato finché nell'estate del 2000, dopo un'ottima stagione 99-2000, il Boavista capisce che può avere una rosa discreta, una rosa buona per quantomeno classificarsi fra le prime del campionato. L'allenatore è Pacheco, la squadra è offensiva ma anche equilibrata, una bella linea a 4 difensiva. In porta c'è Riccardo, che sarà poi grande protagonista anche con la nazionale portoghese, e il trequartista è quell'Ervin Sanchez boliviano che ha poca rilevanza, un po' pochi occhi addosso, forse proprio perché boliviano, che io vi ho citato quando vi ho parlato della storia della Bolivia a USA 94, e erroneamente dissi, qualcuno giustamente me l'ha fatto notare, che era un terzino, mai stato un terzino, ovviamente era un fantasista. Io devo essermi confuso per il modo in cui tirava le punizioni, che sembrava Roberto Carlos, sembrava Branco, e quindi inavvertitamente l'ho battezzato come terzino. Era ovviamente un trequartista, un fantasista. Il Boavista dopo un inizio un po' a singhiozzo si issa in testa alla classifica, 4 vittorie consecutive in autunno. Qualcuno inizia a crederci, qualcuno comincia a pensare che, come al solito, quello sarà il solito campionato in cui una delle tre grandi farà sfogare un'altra squadra e poi prenderà il largo. Non succede questo, anche perché all'ultima giornata di andata si gioca proprio il derby di Oporto, Porto-Boavista. Il Boavista vince 1-0, nonostante abbia 2 punti di ritardo dal Porto, si laurea campione d'inverno. E ci sono due pensieri a quel punto. Uno è che il Boavista forse può puntare a vincere quel titolo. Il secondo è che l'ultima di andata è stata Porto Boavista, l'ultima giornata in assoluto del campionato sarà Boavista Porto, e chissà che non diventi uno scontro diretto che assegni il titolo a fine campionato. Tra l'altro, nel girone di ritorno le tre grandi storiche, Benfica, Porto e Sporting Lisbona, sembrano giocare a favore del Boavista, perché sembrano darsi fastidio a vicenda, un po' come se guardate i Gran Premi di motociclismo, a volte quando il primo va in fuga, secondo, terzo e quarto iniziano a darsi fastidio, a sorpassarsi, a controsorpassarsi. Questo ovviamente
rallenta i loro tempi e non fa altro che favorire la fuga del primo. Infatti si dice spesso che si deve decidere chi tra quelli sia il più veloce e mandarlo all'inseguimento del primo e poi eventualmente gli ultimi 2 giri giocarsi la vittoria. Benfica, Sporting Lisbona e Porto sembrano fare così, sembrano darsi fastidio, una volta uno vince un paio di partite, poi cala, fa lo stesso l'altro, insomma il Benfica prende un discreto vantaggio, capisce ad un certo punto, soprattutto dopo lo 0-0 in casa del Benfica, che può resistere in vetta alla classifica. Quello è un pareggio molto significativo, soprattutto dal punto di vista mentale, perché il Boavista esce indenne da quella partita e in pratica taglia fuori il Benfica dalla lotta per il titolo, così come accadrà poi allo Sporting Lisbona, che viene battuto 1-0 al 90° in contropiede dal Boavista. Lo Sporting Lisbona viene definitivamente messo fuori dal Boavista per la lotta al titolo. A 2 giornate dalla fine i bianconeri sono a +4 sul Porto e ricordatevi che all'ultima giornata c'è proprio Boavista-Porto. Il 18 maggio del 2001 il Boavista ospita in casa il Aves, che è adesso vedo qui la classifica, è penultimo in classifica con addirittura 11 punti di ritardo dalla terzultima, e vuole vincere a tutti i costi, intanto per ovviamente vincere quel titolo che non ha mai vinto e che la farebbe diventare la seconda squadra dopo il Belenenses a vincere lo scudetto al di là delle 3 grandi, ma soprattutto vuole vincerlo in casa e vuole evitare a tutti i costi di andarsi a complicare le cose con lo scontro diretto alla fine, perché giocarsi tutto nello scontro diretto contro il Porto, squadra molto più esperta, probabilmente anche tecnicamente più forte, sarebbe un rischio enorme. In molti paragonano quel 18 maggio 2001 al 19 maggio di 10 anni prima in Italia, con lo storico scudetto della Sampdoria, e Boavista Aves diventa un po' come Sampdoria Lecce di quel 90-91, e pensate che il risultato sarà lo stesso. 3-0 per il Boavista. Fin dalla mattina la parte di Oporto con i tifosi del Boavista si riempie di persone, qualcuno mette fuori già le bandiere, qualcuno un po' per scaramanzia scende soltanto in strada per scaricare anche la tensione, magari passeggiando. Invece la partita sarà molto facile. Io qua ho anche il tabellino, non si vedrà nulla ovviamente perché è molto piccolo, però ve lo faccio vedere. Eccolo qui, Boavista Aves 3-0, eccolo qui, e lì c'è la classifica alla 33esima giornata che laurea il Boavista campione di Portogallo per la prima volta, 77 punti, ovviamente +7 sul Porto, 23 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte, 63 gol fatti, 18 subiti. È la miglior difesa del campionato con 18 gol subiti, ovviamente alla penultima giornata questo. Le reti di Sanchez, di Silva e di Wellington, che era l'attaccante che faceva più gol per quel Boavista. Finisce 3-0. L'ultima giornata, quello scontro diretto che ormai non conta più niente, il Porto lo stravince 4-0 e il Benfica, il Boavista sembra molto distratto, sembra ormai sazio da quel titolo. Sembra un po' quasi dire al Porto: guardate, fatecene quanti volete, tanto non cambia la sostanza, il titolo l'abbiamo vinto comunque noi. E quello resta ad oggi l'ultimo, a parte l'unico scudetto del Boavista, ma anche l'ultima affermazione in Portogallo di una squadra che non sia Benfica, Porto o Sporting Lisbona. 5 squadre in Portogallo si sono divise la vittoria dei campionati, e a parte le 3 grandi, oltre al Belenenses, parliamo ormai di 80 anni fa, c'è stato il Boavista del 2001. Oggi il Boavista è sempre in Serie A, non è più quella squadra
è una squadra un po' più dimessa, una squadra che lotta spesso per non retrocedere o che al massimo arriva a metà classifica. Credo che abbia avuto anche una partecipazione alla Coppa UEFA, o come accidenti si chiama adesso, pochi anni fa, ma comunque non è più la squadra che lotta per il vertice. Forse la bandiera a scacchi è calata sul traguardo anche per loro. Di certo c'è calata in quel 2001 in cui i bianconeri hanno veramente compiuto un'impresa leggendaria che ovviamente tutti ricordano, e i tifosi del Boavista non possono certo dimenticare. I più giovani se la fanno raccontare dai papà o dai nonni. Iscrivetevi al canale se avete altre storie da suggerirmi. Come vedete io poi esaudisco i vostri desideri e nel frattempo torno domani. Avanti tutta!